Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno, e vedete mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia, ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari e univoci posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo. Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Non l'avevo capito, me ne dolgo. Pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace, incosciente. Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti. Se lo chiede a me personalmente, Luca Zaia, io direi che le urne sono sempre un elemento di sanificazione, no? Perché vuol dire rispettare al massimo il popolo, dopodiché si vedrà cosa accadrà.